Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Una partita di uova contaminate è stata sequestrata in Calabria, allarme e preoccupazione anche nella nostra regione. La Coldiretti a rassicurare i consumatori e consigliare di prestare attenzione alle indicazioni riportate sul guscio delle uova. Il presidente Molinari, ai nostri microfoni, dice necessario abolire il segreto sulla provenienza degli alimenti. Uova al veleno contaminate dal fipronil, l'insetticida usato contro pulci e acari, primo sequestro in Calabria. A riportare la notizia questa mattina ai quotidiani nazionali, secondo il Corriere della Sera, gli ovoprodotti sarebbero stati venduti in un cash and carry e la Repubblica a precisare che le uova sequestrate provenivano dall'Emilia Romagna. Dopo i casi di Viterbo e Ancona cresce la preoccupazione. La Coldiretti rassicura i consumatori, li invita a consumare prodotti calabresi e consiglia di guardare i codici contenuti sul guscio. Noi consigliamo di guardare sul guscio, dove c'è, per fortuna, è uno dei prodotti su cui siamo riusciti ad avere l'autorizzazione da Bruxelles ormai da un po' di anni, proprio dell'origine, quindi guardando il guscio delle uova c'è stampigliato sopra, diciamo, la sigla dell'Italia, quindi IT, c'è la sigla della provincia, c'è il codice dell'allevamento e c'è anche il tipo di uovo prodotto, se è biologico, se allevamento rurale, insomma a terra, quindi sono tutte le informazioni possibili, quindi un po' di attenzione guardando quando si compra il singolo uovo, la padella di uovo, guardare sul guscio in modo tale che insomma si ha certezza dell'origine e sicuramente ancora una volta stiamo dimostrando come Paese che non solo facciamo i controlli ma siamo molto attenti sulla sicurezza alimentare e questo ovviamente garantisce il consumatore ma fa anche diciamo in qualche modo giustizia sulle le regole che ci siamo dati molto stringenti in termini di sicurezza alimentare nella produzione italiana. Noi tutti nel momento in cui abbiamo informazione e trasparenza non solo nella fase produttiva ma soprattutto ecco, dalla certezza matematica scientifica che non c'è contaminazione, così come noi lo escludiamo nei nostri allevamenti e queste partite noi stiamo chiedendo di verificare l'origine da dove sono arrivate queste uova, proprio perché in Italia tutti ci riconoscono questo grande impegno sulla sicurezza alimentare, insomma alcuni prodotti sono banditi dall'utilizzo in modo molto più stringente e certamente ad oggi possiamo dire che il nostro paese non solo è quello più sicuro al mondo, ma in Calabria insomma non siamo di meno e anche gli investimenti che sono stati fatti sul benessere animale, sulla qualità anche dei cereali che si utilizzano nell'alimentazione, insomma, ci fanno dire che ovviamente controllando l'origine è sicuramente come dire, un prodotto sicuro e sicuramente insomma, lo possiamo consumare con tranquillità. Da tempo Coldiretti chiede chiarezza sulla provenienza delle uova dall'estero. Stiamo chiedendo anche all'autorità sanitaria nazionale insomma, due cose sostanzialmente, di accelerare i controlli per capire la provenienza di questi lotti che sono stati individuati in Italia centrale e soprattutto noi auspichiamo che questo ennesimo allarme di contaminazione insomma, che è stato riscontrato possa per esempio il nostro Paese far togliere il segreto di Stato sull'importazione degli alimenti che sono destinati al consumo umano, insomma, che è paradossale continuare ad avere il segreto, cioè significa che non possiamo sapere le importazioni dove vanno a finire.